Vicepresidente, parte dall'azienda 3 il viaggio all'interno del sistema sanitario regionale. È un viaggio che oggi ha toccato un'azienda che insiste su un territorio molto complesso, molto diverso. Si parte da Codro e poi si arriva fino adesso a Tolmezzo. Quali sono state le sue impressioni? Beh, è un'azienda complessa, ovviamente anche per tutto il territorio che attraversa, ma soprattutto è complessa per la sua insomma, strutturazione dell'attuale offerta sanitaria. Però questa è l'azienda territoriale vera, quindi a differenza delle aziende ospedaliere universitarie che hanno territorio, questa è una di quelle aziende che raccoglie in sé diverse esperienze, delle strutture ospedaliere, delle riconversioni e anche delle storie nelle quali gli ospedali sono stati chiusi. Mi riferisco in particolare a Codroipo. Mette insieme territori diversi e abbiamo raccolto l'esperienza di tutti i professionisti ed è quello che sto facendo un po' in tutta la regione. Quindi per me sono incontri importanti che mi consentono di conoscere, di capire un po' meglio le situazioni, le storie, i problemi e quindi sono contento di fare questo lavoro e di incontrare molti professionisti che sono animati dalla volontà di raccontare. Agli operatori della sanità ha detto non voglio un'operazione muscolare, non sarà un'operazione muscolare, ma ci vorrà una ritaratura complessiva della riforma. Se posso fare a meno di operazioni muscolari lo faccio ben volentieri perché penso che siano delle energie che possono essere dedicate ad altro. Quindi se dovessero esserci reazioni muscolari, insomma, chi le farà sappia che ci sarà qualcuno che non starà fermo. Io mi auguro che si possa costruire un consenso il più ampio possibile. È evidente che noi su questa partita abbiamo delle idee diverse, con equilibrio, partendo dalle cose che troviamo, costruire una offerta che corregga quello che secondo noi non funziona.